Friulani a Mosca, chi vive e lavora lì, come sta vivendo il conflitto in corso e in generale chi si trova all'estero sta forse decidendo di rientrare in Italia o al contrario di rimandare viaggi di rientro in Europa? L'emigrazione in Russia è iniziata molto tempo fa, pensate che furono anche abili mani friulane a costruire la ferrovia transiberiana. Buongiorno Regione, buongiorno a tutti voi, parleremo dunque di emigrazione, anche di emigrazione quella più giovane dei 3.000 ragazzi che ogni anno lasciano la nostra regione per andare all'estero. Siamo nel tema di oggi, andiamo in Russia perché se dall'inizio delle ostilità in Ucraina si è parlato soprattutto del fronte di guerra, ci siamo chiesti chi vive nella vicina Russia come sta vivendo questi momenti. Lo abbiamo chiesto ad un friulano che ha vissuto e lavorato sul posto per 40 anni, da poco è rientrato in Italia ma a Mosca ci sono ancora i figli. Lo ha intervistato Maria Spezia. 75 anni, ingegnere di Buia, Gabriel Piemonte ha iniziato a fare affari in Russia e Ucraina dal 1983, prendendo poi la residenza a Kiev nel 96 per seguire attività anche a Mosca e dintorni. Mi sono occupato sempre di progettazione e realizzazione di lavori di grossissime dimensioni. Le più grosse fabbriche, quella volta si diceva le più grosse fabbriche del mondo, frigoriferi, materiali per l'edilizia, piastrelle, rubinetteria, mattoni. Dal 2019 di nuovo residente in Italia, Piemonte mantiene contatti in Russia e Ucraina anche per la presenza dei suoi 2 figli sul posto. Al momento i contatti con la Russia sono ancora possibili. Non è cambiato niente perché funzionano tutti i sistemi di comunicazione tipo WhatsApp o Skype, quindi si possono fare riunioni. La situazione diciamo è molto tranquilla a Mosca. C'è questo nervosismo di base perché sentono anche loro questa guerra, la percentuale strabordante è a favore di queste azioni che la Russia porta avanti. C'è una piccola frangia che contesta, però è molto limitata. Gli eventi bellici hanno però indotto le aziende italiane a chiudere le attività. Hanno dismesso anche grosse imprese italiane, hanno preferito venire via, approfittarne per venire via. Una situazione difficile anche per i civili italiani residenti in loco. 10 giorni fa c'è stata una paura collettiva perché pareva che dovessero mettere la legge marziale che ad esempio in Ucraina c'è già. Il rublo che è deprezzato non è più allettante. A loro e non solo è diretto l'aiuto di Piemonte per chi intende sottrarsi alla tragedia della guerra. Attraverso questa gente che conosco non faccio altro che contattare, chiedere questa strada è libera, questa strada è occupata, il ponte è caduto e via dicendo, quindi li conducevo fino in Ungheria. E allora diamo il buongiorno al nostro ospite di oggi, Loris Basso, presidente Ente Friuli nel Mondo, è in collegamento, lo vediamo dalla nostra sede di Udine. Buongiorno. Buongiorno. L'emigrazione verso la Russia è tutt'altro che recente, c'è una storia poco conosciuta che la data addirittura all'inizio del Novecento, quando 300 friulani andarono a costruire la ferrovia transiberiana. Ce la racconta? Ma è un dato veramente importante perché i primi dati che portano i friulani in Russia risalgono proprio ai primi anni del Novecento, quando un certo Brovedani, che si trovava in Siberia, venuto a conoscenza appunto della realizzazione di questa importante opera della Transiberiana, si accorse che mancavano proprio delle competenze in Russia per quanto riguarda il lavoro soprattutto della pietra vicino alle catene montuose del lago Baikal, ma avendo appunto le conoscenze dei grandi scalpellini gemonesi della Valdarzino, gli Osovani, li chiamò e questi risposero con oltre 300 famiglie, persone che si recarono appunto in Siberia per realizzare questa importante opera. Queste persone poi nel tempo ovviamente chiamarono anche i loro familiari, si stabilizzarono. Andarono ovviamente ad operare anche in città, ovviamente come a Mosca e a Siberia, quindi iniziando questa prima emigrazione friulana non dobbiamo dimenticare anche i grandi mosaicisti che vennero da Spilimbergo, da Sequals, soprattutto per fare le loro opere e abbellire il Cremlino, San Pietroburgo, le grandi basiliche ortodosse. Quest'anno coglie proprio 100 anni della formazione
occasione si celebrano i 100 anni della formazione della scuola musicisti di Spilimbergo, quindi è datata veramente l'emigrazione friulana in Russia. Invece friulani in Ucraina ne avevamo e sono tutti fuggiti? Sicuramente c'era una bellissima comunità, perché noi non abbiamo esportato, ovviamente, come diceva Gabro Piemonte prima nel servizio, che il presidente del Fogolar Furlan di Kiev e di Mosca rappresenta l'ente Friuli nel mondo proprio in quelle terre. Noi non abbiamo esportato solamente braccia, ma anche grandi imprenditori, grandi tecnologie, opifici chiavi in mano, come attraverso la Danieli, attraverso il Cimolai, attraverso Cogolo e quindi altri grossi imprenditori. Una comunità forte a 250 km di Kiev, nella cittadina di Sumy, nell'86 cominciò proprio a fare il primo gruppo di friulani e costituire il primo Fogolar. Quindi ci sono diverse comunità sia in Ucraina che in Russia. Sono tutti riusciti ad evacuare, naturalmente? Sì, non ci risultano grossi problemi per quanto riguardano i friulani e quindi grosse richieste. All'AIRE oggi ci risultano iscritti una ventina di friulani in Ucraina, mentre non più di un centinaio in Russia. 192.000 friulani all'estero iscritti all'AIRE, 1 milione stimato, secondo voi, contando anche le nuove generazioni. C'è timore nello stare all'estero in questo momento? Come si vive l'essere fuori casa? Ma come ente Friuli nel mondo abbiamo veramente delle sentinelle importanti in tutto il mondo. Abbiamo oltre 160 Fogolars Furlans, ma in modo particolare anche in Europa. Abbiamo tantissimi giovani che stanno continuando ad emigrare. Si parla di circa 3.000 giovani medi negli ultimi 10 anni che vanno a consolidare i loro studi, ad aumentare le loro attività professionali. Questi giovani oggi sono in contatto, una mobilità completamente diversa, una mobilità professionale rispetto all'emigrazione del secolo scorso. So che a breve avrete un congresso nazionale, c'è timore nel parteciparvi, mi raccontava. Sì, sicuramente. Ovviamente dopo i primi 2 anni di questo periodo di pandemia hanno avuto grossi problemi nella mobilità. Oggi il timore della guerra sta portando appunto a queste problematiche, perché stanno valutando se rientrare o meno, però soprattutto dall'America Latina non abbiamo risposte. Noi abbiamo in previsione un congresso mondiale dell'ente Friuli nel mondo, dei Fogolars Furlans, proprio nella città di Spilimbergo il prossimo luglio, però vediamo che ci sono dei grossi timori, perché soprattutto in America Latina o nelle altre parti ovviamente più lontane dall'Europa vedono l'Europa vicina molto alla guerra. Alla guerra, certo. Grazie a Loris Basso, grazie per essere stato con noi. E ora noi andiamo avanti con la trasmissione, perché a testimonianza del fatto che gli interscambi con l'Ucraina e il Friuli Venezia Giulia sono sempre stati, il pezzo che vi mostriamo dalla nostra rubrica Rewind, datato 20 agosto 1997, racconta la vicenda delle navi mercantili ucraine rimaste bloccate per 2 anni a Trieste. Vediamo.